veneziani che celebrano San Marco, il loro patrono, e come ogni tradizione che si rispetti, ogni signora attende il suo boccolo. Sia il ritorno dei turisti a Venezia, ma i flussi vanno regolamentati. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi propone un patto unico per le città d'arte. Dei costi e delle materie prime, la guerra e la preoccupazione per il futuro stanno trasformando in una salita ripida la ripresa economica del mondo dell'artigianato veneto. Per fine 2022 all'aeroporto Marco Polo di Venezia sono attesi 8,6 milioni di passeggeri, vale a dire il 75% del traffico 2019, all'orizzonte anche un ampliamento della struttura. Vetrerie di Murano alla ricerca di fonti alternative di energia per alimentare le fornaci. La produzione potrebbe avvenire in forni alimentati con miscele variabili di idrogeno e metano. Il 62% dei trapianti di cornea in Italia sono stati effettuati grazie alla Banca degli Occhi di Venezia, il dato diffuso in occasione della giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. A Venezia e Mestre sempre più famiglie hanno un animale domestico e questo riduce il randagismo in città, a dirlo l'assessore comunale di Venezia Massimiliano De Martin. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli li avete sentiti: 25 aprile, doppia festa per i veneziani che celebrano San Marco, il loro patrono, e come ogni tradizione che si rispetti ogni signora attende il suo boccolo. Il 25 aprile per Venezia, per la sua storia che continua, è sicuramente uno dei giorni più importanti. Infatti si festeggia la figura, se non il simbolo di Venezia, San Marco, patrono di Venezia e del Veneto. Di Marco, il secondo degli evangelisti, non si conosce molto. Il suo vero nome è Giovanni, poi divenuto Marco da Marte, dio della guerra, per il suo carattere focoso e generoso. Discepolo di Gesù, seguì fin dalla tenera età Pietro. Marco scrisse uno dei 4 Vangeli canonici. Durante uno dei tanti viaggi, diretto da Aquileia a Roma, a bordo di una barca, fu colto da una improvvisa quanto violenta tempesta e nel tentativo di salvarsi la vita si rifugiò in un luogo sicuro, al riparo dalla violenza del mare. Ed è lo stesso luogo dove più avanti nascerà Venezia. E lì attese che il tempo si calmasse. Durante la notte, un angelo sotto le sembianze di leone alato gli apparve in sogno e gli sussurrò la famosa frase: Pax tibi Marce, evangelista meus, hic requiescat corpus tuum. Pace a te, Marco, evangelista mio, qui riposerà il tuo corpo. Era una profezia. Marco morì ad Alessandria d'Egitto, molto probabilmente di morte violenta, e lì fu sepolto. Non è certa la data della sua morte, ma la tradizione vuole sia il 25 aprile dell'anno 68 d.C. 760 anni più tardi, 2 mercanti veneziani, Bono da Malamocco e Rustico da Torcello, trafugarono i resti di San Marco e li trasportarono a Venezia, dove vi giunsero il 31 gennaio dell'anno 828. Da allora San Marco divenne il patrono di Venezia e di tutte le terre venete. Da quel momento la figura del leone alato, simbolo di San Marco, viene riportata nella bandiera veneziana e veneta e sotto alla zampa un libro che riporta parte della frase ricevuta in sogno dall'angelo: Pax tibi Marce, evangelista meus. Ma nel giorno di San Marco si rivive anche una delle più belle storie d'amore veneziane, la storia di 2 giovani innamorati veneziani, Maria e Tancredi. Un amore impossibile, perché lei era la figlia del doge e lui un semplice menestrello. Tancredi chiese la mano di Maria, ma il doge, come era prevedibile, rifiutò. Impossibile per un menestrello ricevere in sposa la figlia del doge.
Tancredi allora, in cerca di fama e di gloria, si arruolò con l'esercito di Re Carlo per combattere i Mori e nell'intento di tornare a Venezia per chiedere nuovamente in sposa Maria, ma questa volta da valoroso condottiero. Purtroppo Tancredi trovò la morte combattendo, ma prima di spirare riuscì a staccare una rosa e in tinta del suo sangue la inviò alla sua amata in segno di amore eterno. Maria, stringendo al petto la rosa del suo amato Tancredi, morì dal dolore. Ecco perché ogni anno, il 25 aprile a Venezia, è tradizione regalare un bocciolo di rosa rossa alla propria amata, il boccolo. Buon San Marco a tutti e buona festa del boccolo! Ed ora parliamo di turismo, sia il ritorno dei turisti a Venezia, ma i flussi vanno regolamentati per tutelare la fragilità e unicità del centro storico. Così Andrea Ferrazzi, senatore veneziano del Partito Democratico, che propone un patto unico per le città d'arte. Il turismo è una ricchezza per chi lo esercita, perché si muove, visita, produce cultura per se stesso, per la propria famiglia, per gli amici, ed è una ricchezza naturalmente anche per tutto il sistema produttivo del commercio che lo accoglie. Parole del senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, che plaude al ritorno dei turisti a Venezia in questi ultimi 2 ponti festivi, sebbene, aggiunge, andrebbe regolamentato e differenziato. È chiaro che ci deve porre un punto di equilibrio e quindi un turismo di qualità, un turismo regolato, un turismo che non sia mordi e fuggi e che magari distrugge la città, ma un turismo che consenta alla città di produrre reddito, di produrre qualità e ridistribuzione dello stesso ai propri cittadini. Un patto tra le città d'arte per poter avere una sorta di regolamento unico per fronteggiare i flussi in entrata dei turisti in città. La proposta è una questione che non riguarda solamente Venezia, ma riguarda per esempio altre città d'arte. Mi riferisco in particolare a Firenze per parlare di città più o meno di dimensione analoga rispetto a Venezia, ma altre ancora nel nostro paese. Si tratta di fare un grande patto tra le città d'arte in modo tale che ci sia una regolazione del turismo e anche un rispetto naturalmente dei cittadini che a Venezia invece la vivono e hanno anche il diritto di viverla dignitosamente. Il futuro del mondo dell'artigianato è incerto, troppe preoccupazioni per i costi in aumento e le conseguenze dell'economia internazionale, ma la ripresa c'è. Aumenti dei costi delle materie prime, la guerra e la preoccupazione per il futuro stanno trasformando in una ripida salita la ripresa economica del mondo degli artigiani veneti. Parliamo di almeno 40.000 imprese e 140.000 lavoratori, ma le cifre potrebbero essere ancora ben più alte. I problemi li conosciamo, resi molto più gravi dalla situazione di incertezza delle ultime settimane. Il rimedio sarebbe semplice, darebbe più solidità non solo ai lavoratori, ma anche a tutto il tessuto economico del territorio, del Veneto. Gli artigiani hanno bisogno concretamente di avere un territorio capace di creare lavoro, perché, come ho detto prima, il lavoro genera tutti questo benessere, genera la bilateralità, genera la capacità di affrontare i problemi, radica il territorio, sconfigge le frane che possono arrivare, anche se arrivano come le pandemie eccetera. Unire significa dare speranza nel futuro e indirizzare gli artigiani a trovare soluzioni simili in caso di problemi simili, per evitare che la situazione precipiti e crei conseguenze negative a catena su tutto il sistema economico. Se c'è un tessuto di lavoro, se c'è un territorio coeso, se c'è rappresentanza, se c'è bilateralità e quindi non c'è conflittualità fra le parti, lavoratori e collaboratori, noi abbiamo la possibilità appunto di affrontare meglio tutte le sofferenze. E tessuto significa l'artigiano, protagonista di questo settore dell'economia, ma anche il familiare che spesso collabora con lui e ne sostiene gli sforzi e le criticità. Le imprese ancora una volta stanno facendo i conti con un'altra strozzatura, un'altra rilevante strozzatura, aumenti dell'energia e mancanza di materie prime. Il grosso punto di domanda dunque è legato alla possibilità di terminare i lavori, consegnare gli ordini, e qui la preoccupazione è crescente perché dipende da spedizioni, costi delle materie prime e tempi di consegna, tutte voci che gli artigiani veneti non possono di certo controllare.
Allo scalo aeroportuale Marco Polo di Tessera si torna alla normalità con il ritorno dei turisti specie europei e visitatori inglesi. Per fine 2022 al Marco Polo di Venezia attesi 8,6 milioni di passeggeri, vale a dire il 75% del traffico del 2019. La stagione estiva è iniziata a fine marzo, con la Pasqua ed è entrata nel suo pieno. Abbiamo visto in questi giorni una media di quasi 35-38 mila passeggeri al giorno, abbiamo 20 milioni di posti in vendita per il 2022, per cui le aspettative sono in linea con le previsioni, che vuol dire arrivare a circa un 80% di quello che fu l'anno di riferimento, il 2019. Tra gli investimenti di Save in programma per lo sviluppo del Marco Polo, con l'ampliamento del lato nord per la prevista bretella ferroviaria, quei cantieri previsti a partire da marzo 2023, anche il vertiporto, sebbene nel giro di qualche anno, per collegare Tessera ad altre città con tempi di percorrenza di mezz'ora e con sistemi di trasporto elettrico, appunto. Presupposti di un potenziamento anche economico con la ripartenza già in atto e la fine della sofferenza dettata dai voli intercontinentali. Però l'intercontinentale ha iniziato dopo 2 anni di fermo in questo sabato scorso su voli per il Canada, Toronto e Montreal, e partiamo con i voli verso gli Stati Uniti fra una settimana, per cui sì, è vero, abbiamo avuto un po' di sofferenza sull'intercontinentale, però pian pianino il Nord America riparte. In questi giorni, specie durante questi ponti festivi, in aumento l'arrivo dei turisti europei. Diciamo che i francesi sono i più affezionati alla regione Veneto. Il turismo di prossimità per la regione Veneto è molto importante, per cui tedeschi e olandesi, gente che arriva in macchina, parliamo del 2021, però quest'anno si riparte con molta forza dal mercato francese e un mercato che ha sofferto molto, che è il mercato inglese, diventa nuovamente il mercato numero 1, con oltre 5 milioni di posti in vendita. Le vetrerie dell'isola di Murano cercano fonti alternative di energia per alimentare i forni delle fornaci. Confindustria Venezia ha firmato un protocollo d'intesa per avviare questa importante e innovativa sperimentazione. L'obiettivo è esplorare la fattibilità della produzione di vetro artistico in forni alimentati con miscele variabili di idrogeno e gas metano. I costi del gas sono ormai fuori controllo e per chi con il gas ci vive e produce la sua arte, come le vetrerie di Murano, è arrivato il momento di provare a studiare delle alternative. Parte così la sperimentazione per l'utilizzo dell'idrogeno come fonte di energia per la produzione del vetro artistico, un messaggio anche fortemente ecologico. Si procederà alla costruzione e all'esercizio di un forno di prova da alimentare con combustibile e miscele variabili di idrogeno e gas naturale. Seguirà la verifica quantitativa della performance in un forno a scala produttiva convertito alla combustione dell'idrogeno verde. Un traguardo importante è quello della firma del protocollo d'intesa per iniziare la sperimentazione con l'idrogeno per trovare fonti alternative per le nostre aziende e in particolar modo per il settore della lavorazione artistica del vetro di Murano. Le nostre aziende sono aziende fortemente energivore e qui la necessità di lavorare su un futuro prossimo. Martina Semenzato, presidente della sezione vetro di Confindustria Venezia, Andrea Boss, numero 1 di Hydrogen Park, e Stefano Manoli, direttore generale della stazione sperimentale del vetro, hanno quindi firmato questo protocollo d'intesa per l'avvio di un progetto volto a favorire la transizione ecologica delle fornaci muranesi. Dobbiamo iniziare questa sperimentazione. 3 attori importanti, la stazione vetro di Confindustria Venezia Rovigo, Hydrogen Park e naturalmente la stazione sperimentale del vetro di Murano. Dobbiamo attivarci per dare un futuro alle nostre aziende, un futuro che sia però dietro la porta. Il 62% dei trapianti di cornea realizzati in Italia sono stati effettuati con tessuti oculari processati da Fondazione Banca degli Occhi del Veneto con sede in Comune di Venezia. Il dato rappresenta un record sull'impatto nazionale ed è contenuto nel report annuale della Fondazione in occasione della giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che si è tenuta domenica. Dalla Banca degli Occhi del Veneto nel 2021 sono stati inviati 4.660
1.250 tessuti a scopo chirurgico e di cui 3.465 cornee per trapianto. Il 20% dei circa 3.000 donatori di cornea dell'ultimo anno in Veneto si era già espresso in vita con un'iscrizione ufficiale al Registro Nazionale delle Espressioni di Volontà. Sempre più famiglie hanno un animale domestico e questo riduce il randagismo in città, a dirlo l'assessore comunale di Venezia Massimiliano De Martin. Per strada vediamo non ci sono molti animali randagi, diventano randagi quelli che le famiglie a un certo punto non riescono più a gestire in famiglia e li lasciano liberi. Quindi dove ci sono persone che hanno la capacità e hanno la forza per poter inserire all'interno della famiglia un animale, lo portano con sé ovunque, altri invece poi ripensandoci lo abbandonano. Ecco, è meglio non abbandonarlo, portarlo in strutture come queste, rimetterlo a disposizione di chi ha la possibilità e la capacità, in modo tale che appunto randagismo e animali vaganti ce ne siano sempre meno nel nostro territorio. Sempre più famiglie hanno un amico a quattro zampe, che sia un cane, un gatto o un furetto, e questo influisce notevolmente sulla riduzione del fenomeno del randagismo nel comune di Venezia. L'ha evidenziato l'assessore De Martina all'inaugurazione della nuova struttura per animali al Parco San Giuliano, realizzata insieme alla Regione e all'Ulstre Serenissima. È una cosa molto importante perché la dimostrazione è quando le istituzioni si parlano, collaborano, riescono ad efficientare e portare avanti insieme dei progetti che sono complementari. Qui non siamo in concorrenza. Un messaggio che vorrei lanciare a tutti, che pur la città si è dotata di questo hub, diciamo, sanitario, il canile sanitario e il canile rifugio della città di Venezia, comunque lo scopo non è di dare permanenza agli animali che verranno ospitati, l'obiettivo è proprio quello di darli in adozione. Quindi qui siamo all'eccellenza per l'accoglienza di questi animali, ma l'obiettivo vero e proprio invece è farli adottare. Ecco perché siamo nel Parco di San Giuliano. Ecco perché la viabilità porta anche qui dentro i canili, proprio per permettere ai cittadini di venirlo a visitare, concordando con i gestori, ma soprattutto perché sia un luogo aperto, non più canili nascosti, ma canili che sono visibili, perché lo scopo appunto è quello dell'adozione. Ma le novità non terminano qui. La scorsa settimana è stato firmato l'accordo per l'assegnazione definitiva all'EMPA, che è risultata l'associazione a cui è stato affidato il canile, e il 1° maggio comincerà proprio l'apertura da parte dell'EMPA, proprio con il trasferimento anche degli animali che in questi 2 anni abbiamo portato nel canile di Mira, in modo tale che trovassero in momento transitorio una giusta collocazione. Però adesso questi dovranno tornare qui e ci sarà una programmazione proprio per riportarli nel nostro canile. Ed è davvero tutto da Venezia, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 o 2. Affidati al nostro personale qualificato. Bentrovati al meteo. La settimana prosegue all'insegna dell'instabilità. La perturbazione infatti staziona sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 26 aprile evidenzia un tempo decisamente variabile. Avremo infatti piogge diffuse un po' ovunque, localmente anche di moderata intensità. Migliora poi entro la notte. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 4 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra i 13 e i 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso come vedete avremo condizioni di maltempo, precipitazioni frequenti sin dal mattino e un po' per tutta la giornata. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto ci saranno poche novità, temporali un po' dappertutto, anche in questo caso nella notte in esaurimento. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 17-18 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.